Bentrovati su Rassegna Stampa TG Plus, andiamo a vedere la pagina di Treviso partendo dalla tribuna di Treviso. Anche qui, come in tutti i giornali, c'è la foto del Canal Grande colorato di verde e l'abbiamo trovato un po' dappertutto. Scivola e muore con lo scooter sull'asfalto bagnato, questa è la notizia di prima pagina. Operaio di Solighetto esce di strada durante una gita al lago di Santa Croce, viaggiava con la moglie seduta dietro, rimasta ferita dopo lo schianto. Castelfranco in rosa fa il botto 2000 in marcia per la salute. Sappiamo che queste magliette rosa un po' dappertutto in questo periodo in tutti i comuni. Notizie di cronaca: ambulanza soccorre ubriaco, lui si ribella e morde l'autista. Piave al setaccio per le telecamere per scoprire il killer di Anica. Ripurità agenzie immobiliare, rubati dai ladri soldi e gioielli. A casa Vittoria grande soddisfazione con il cuore speciale. Queste sono le notizie di prima pagina della Tribuna di Treviso. Andiamo a vedere quelle del Gazzettino. PNRR, il braccio di ferro con l'Unione Europea, il governo non accettiamo tagli, ad agosto le modifiche, Tajani useremo tutti i soldi. Nuova sfida nella Lega, al congresso votino tutti i 4.200 militanti. Altre notizie: un incidente improbabile è stato molto tracciante, questa riguarda Venezia, perché vedete che c'è la fotonotizia, insomma, siccome è stato versato molto, dicono un incidente, tanti parlano di incidente, ma questa chiazza fluorescente che è su tutti i giornali, non stiamo parlando solo dei giornali del Veneto, automaticamente se ne parla chiaro e tondo. Poi sotto menopausa, un farmaco amico delle donne. Il Corriere del Veneto non esce lunedì, noi andiamo a vedere il Corriere della Sera. Lite sul PNRR, l'Europa apre, l'opposizione attacca, l'Unione Europea dialogo con Roma, Tajani non perderemo i fondi. E la fotonotizia con Mattarella, l'ultima tappa a Roma, Cavendish vince la volata ai fori. Insomma, sapete che il Giro d'Italia passa un po' per tutte le regioni, è passato anche per il Veneto e se ne parla. E anche sul Corriere vedete che in prima pagina c'è la faccenda di Venezia. TG Plus di Treviso, rifiuti illeciti, Bottacin contro Gomorra, non vogliamo malavita qui, dice, riqualificazione via Zermanese, finalmente partono i lavori. E l'indagine della CG a Mestre, 7 furti su 10 nei negozi restano impuniti. E poi sono stati incastrati dalle telecamere, li hanno beccati i vandali del cannone a Nervesa della Battaglia. C'è stata una faccenda che andava avanti da parecchi mesi, questa ricerca.